altrimenti mi tocca stringere troppo e non va bene, anche perché io vorrei fare una carrellata storica sulla storia proprio del svanto a Boga e di terra. In questa forma così non si usa più ormai, no? I nostri anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, quando dicevano io che cantavo una Boga di terra, oppure a Boga del sonetto quando non c'era la chitarra, e sino a un certo periodo è stato così. Intanto vi ringrazio che siete qui. Ecco, stanno arrivando un legittimi di mano per conversare. Accomodatevi. Ciao Marco. Lo scattalone non manca, accomodatevi perché iniziamo. Siamo pochi, però ci facciamo una buona serata. Allora, accomodate, perché se vai a casa? Allora io innanzitutto ringrazio gli amici del Forum Polegrino, il nostro sindaco e quel nome perché ho scoperto da poco che ho parenti a Mara, 20 anni qua e non lo sapevo, anche parenti abbastanza. E mamma me lo diceva sempre, però mi parlava di Patria, infatti proviene da Patria, questa signora che abita qui a Mara. Cugini in terzo grado con me, il secondo con mamma, le nonne sorelle, quindi parenti, no? Vabbè, ogni tanto scopriamo qualcosa di no. Allora, io in genere mi sto un po' spendendo in questi ultimi anni in giro per i paesi dell'Europa, cercando di recuperare, se è possibile, la memoria storica che si è persa su questo tipo di canto che era il canto più naturale che esisteva nella Nona, nel Melone, nella Planargia, con piccole differenze, perché ogni paese allora, io parlo dalla fine del 1800 sino a tutti gli anni 30, ogni paese aveva il suo uso da cantare, aveva la loro inflessione canora, i loro canti, i loro cantadores, e l'espressione più naturale loro era quella, però a quei tempi la gente non era disturbata dalla televisione, dalla radio, perché erano espressioni naturali. E quando si sentivano questi canti, questo modo di cantare, delle espressioni conviviali durante le feste di famiglia, matrimoni che si faceva in casa, allora, proprio battesimi, le cresime, le spuntinate, no? E in quelle occasioni terminavano sempre con i canti a chitarra, quando c'era la chitarra, ma la chitarra non è sempre piacevole, allora cantavano un po' più come vi farò sentire anche fra un po'. E per raccontarvi la storia del suonando a Boga di chitarra, che era caratteristico proprio del centro-nord Sardegna, proprio limitato a questa zona, per l'esperienza che ho io, per gli studi che ho fatto, per le ricerche che continuo a fare, per me questo tipo di canto, ci sono tante teorie, no? Sull'origine di questa forma di canto, quello che chiamano il canto di re. Ogni paese aveva la sua modalità di cantare. E secondo me, proprio analizzando le tipicità di questi canti, le modulazioni diverse di questi canti, e studiando il canto popolare in generale, mi sono reso conto che il canto del re era un'espressione che molto probabilmente qualche studioso dice che deriva dalle cantate degli spagnoli durante la dominazione spagnola in Sardegna. Io non vorrei andare così dietro. Io, intervistando gli anziani che ho avuto modo di intervistare 40 anni fa, eccetera, mio nonno in particolare, che è stata una fonte enorme di notizie proprio su questo genere, perché lo praticava e lo cantava, mi ha detto che le donne cantavano a Boga del Rio quando andavano a lavare i panni nei ruscelli, ed era una
modalità di canto, quindi suonando a voce di lirica. I contadini quando andavano in campagna a lavorare, quando andavano sul carro, cantagliano a bocca de carro, lo chiamavano. Quindi su canto San Antonio a bocca de carro. Qualche registrazione io l'ho recuperata di questi canti e ricordano su canto il re. Varie modulazioni, non proprio come si fa adesso, però con quel tipo di modulazione. E ve ne farò ascoltare qualche gruppo. La gara vera e propria, la gara del canto sardo, non inizia subito. Alla fine del 1800 hanno iniziato prima le gare di poesia, dei poeti. Alla fine a Ozieri iniziano le prime gare, con qualcosa in palio, eccetera. E su imitazione dei poeti nascono le gare dei cantatori sacchiterra. Perché mio nonno mi diceva, oh, in una serata di venire due o tre temas tra poeti, no? E tra una pausa e l'altra dei temi, c'era per intrattenere il pubblico, facevano salire sul palco qualche cantatore, a voce a Sarea, dicevano, non il re, a Sarea, vuol dire cantare in piedi, voleva dire, e cantavano delle modulazioni tranquillamente così. E poi si riprendeva di nuovo la poesia, no? La gara poetica. Per una quindicina d'anni hanno fatto così. Poi si è iniziato a fare invece una gara vera e propria, ma ve ne parlerò più avanti. Adesso io vi faccio sentire un accenno, non tutto, di un documento del 1928. Io ho recuperato questi documenti che sono storici, ed è Antonio Rubenio, su poete, con Ninniri, poeta di Chiesi, che cantano nelle ottave. Guardate come cantavano la poesia nei primi anni del 1900. Oh, dammi l'audio, un pezzettino, Antonio Rubenio. Sentite, qualcuno ha detto è un canto a roto, questo no, questo è un canto popolare, canto a bocca de carro. È accompagnato da uno strumento, però immaginatelo voi andando in campagna, di su arro, su vuerte, eccetera. Allora, sentite un attimino. Questo che canto dovrebbe essere Matteo Pero, un grande cantante calorese, famosissimo.
palco, però cantavano in casa e chiesa. Adesso vi faccio sentire un pezzettino di Zia Zilumina, che è l'autrice di A Cantarnos, quella canzone che avevo musicato io per il nostro coro, Zia Zilumina Piga, che canta un brano Se la tende durante il lavoro, quindi sono tutti i canti popolari. In casa gli uomini non cantavano solamente, ancora stiamo parlando del canto poco di chitarra, siamo prima, le abitudini che esistevano prima. Adesso sentite questa intervista che ho fatto a mio nonno io negli anni 80. Lui aveva paura un po' del registratore all'inizio, no? Però poi non si riparava, eccetera. Come cantava lui in tutti i modi, su momenti era cantare e basta. E sentite cosa ci racconta, perché l'uomo, è vero che stava tutto il giorno fuori per lavorare in campagna, eccetera, no. Però Orlando, aveva il ballaio del piccino, non protetto, eccetera, poi i figli ce n'erano, allora ce n'erano tanti, sentite un po' e poi iniziamo a parlare. Adesso faccio Io le registrazioni che ho fatto, il primo anno che sono arrivato qui a Mara, le conservo ancora, perché io uscivo con i ragazzi, forse Paolo se lo ricorderà ancora, avevamo fatto delle interviste con gli anziani che le conservo ancora e mi dicevano le stesse cose, perché le abitudini loro erano queste. Quando è che si inizia a parlare del canto a modo di terra? Grazie ai cantatori, quelli che chiamano della prima generazione della storia del canto sardo, che erano in gran parte dell'Angrona, della mia zona, anche se il canto, questa forma di canto si chiama logorese, perché partiva da Ozieri, da quella zona, eccetera. Però gran parte di questi cantatori provenivano proprio dall'Angrona, da Lulvi in particolare, da Bulzi, da Martis, dalla Gallura, a Sassari c'erano. Però siamo una città Sassari, quindi il campo popolare era molto più aperto, più vasto, più contaminato, possiamo dire, eccetera. Allora, dalle mie ricerche, io ho trovato dei cantadores conosciutissimi, non è che facessero centinaia di chilometri, cantavano in genere nei paesi vicini, le feste più importanti, ma non si parlava di gara ancora. Cantavano Subannu, lo chiamavano. Sapete che cos'era Subannu? Allora, facciamo una specie di gara, no? La gara non era chi era più bravo, cada una di più cantante.
Quindi iniziavano il pomeriggio e finiva la manzanile, e quindi senza voce, la maggior parte, no, eccetera. Alla fine su anno girava in mezzo al pubblico questo panno, davano le offerte, poi lo chiudevano e alla fine c'era una giuria popolare, decretava il vincitore, quello che era piaciuto di più e gli duravano di più e gli davano lì. Allora immaginatevi voi il compenso che davano allora ai cantatori. Poteva essere del valore di 1, 2, 3 giornate di lavoro, non di più. No, spesso davano farina, davano formaggi, cose del genere. Quando c'era qualche soldino era così. Antonio De Sole ne raccontava queste cose e se lo ricorda bene. Infatti lui non era d'accordo. Antonio De Sole proprio su questo tema diceva che quando ha iniziato lui nel 1918-19 fa le prime gare, succedeva ancora così. E ha detto, ma perché dice, deve essere premiato solo uno? Alla fine non si andava più nessuno a cantare, tanto vinceva sempre quello là, le volte si la erano, in genere, che era di quelli più acclamati, eccetera. E alla fine ha deciso De Sole, con quello di Gino Cosso, con le grandi incisioni, no? La pubblicità che si hanno fatte con le prime incisioni, che hanno deciso di dividere in parti uguali. Sono stati loro a dividere la quota che gli veniva data in parti uguali. Secondo la loro mentalità sì, però prima no, prima era un vincitore c'era sempre, no? Allora, non siamo arrivati alle gare ancora, Nei primi anni del Novecento si cantava nelle feste paesane. Dalle ricerche che ho fatto io nel 1912 si parla di una gara fatta a Tempio con i cantatori famosi di quell'epoca, De Gortes, Candida Mara, una donna leggendaria di Nulfi, e altri cantadores caloresi. A Patria, Candida Mara era di casa, anzi si è portato via poi un presidente anche di Patria, sì, a Sassari, lo racconto velocemente. Ma io sono sicuro che Candida Mara ha cantato anche qua, perché si andava a Patria, cantava anche a Pozzomaggiore e nei paesi vicini. Chi era questa Candida Mara? Nata alla fine degli ultimi 20 anni, diciamo, dell'Ottocento, non è vissuta molto, è morta a 47-48 anni, abbastanza giovane. Di Nulvi non esiste neanche una fotografia, neanche purtroppo non ci sono rimaste registrazioni, ma nonno mi diceva Pintesa e nonna diceva, non sai a cantare, cioè era famosissima in Italia. Quando cantava, lei non cantava tutti i canti della gara, diciamo, tradizionale, lei era fortissima nel canto del re perché era il canto più espressivo, no? Più naturale, cantava al limite qualche mutus, qualche morese, ma non i più classici, i classici non li faceva, però De Sole diceva nel canto il re ci dava battaglia a tutti, ha detto. Ma chi è che ne parla di questa donna? Ne parla un grande studioso di Tempio, Gavino Gabriel. Adesso vi faccio ascoltare di Gavino Gabriel un'incisione del 26-27, suona lui con la chitarra arpeggiata. Lui non era un cantatore, lui era uno studioso, era un compositore, era un musicista, e durante il regime fascista lui ha avuto il compito del ministero di fare la ricerca dei canti popolari regionali in Italia, in particolare di Sardegna, e quindi se conosciamo noi le modulazioni, purtroppo lui non aveva registratore in quel tempo, però le scriveva, infatti sono spartiti delle modulazioni, ma lui diceva non posso scrivere come canta Candida Mara, ha detto, bisogna ascoltarla, ha detto, quelle inflessioni, quegli accelerati, quelle calate repentine, io posso scrivere l'andamento melodico delle sue modo di cantare, ma il bello sarebbe ascoltarla, e purtroppo dice non si può, capito? Peccato. Grazie a Gavino Gabriel noi conosciamo lo sviluppo del canto popolare dei primi 30 anni del Novecento, ed è grazie a lui, altrimenti non avremmo avuto niente. È lui che ha costretto quasi, cioè ha invitato i cantatori De Sole, Pedro Bocchetto, Luigino Cossu ad andare a Milano e a Roma a fare le prime incisioni, perché è lui che li accompagnava le prime volte, anzi ha tentato anche Gavino Gabriel di trasformare in tenore lirico Antonio De Sole, ma non sapeva leggere e scrivere, erano tutti analfabeti allora, i cantatori. E lui diceva, Gavino Gabriel, ma l'opera va studiata, l'opera lirica va studiata. Lui
una voce stupenda, ti trasformo in un cantante lirico, come è successo a Franceschino De Murlo. Lo stesso, mi volevano fare quell'opera lì. E il teatro Tesoro ha detto, ma noi scrivere e leggere, e niente, quindi ha continuato a cantare a San Manuela sua. Sentite un attimino, non ve la faccio ascoltare tutta, Date una serenata. Voi mi direte, maestro, la desiderava? No, attenti, Comunemente poi le serenate le hanno chiamate disperate, o disperazione, ma non è vero. Erano canti d'amore, canti di Gianna, li chiamavano in Gallura, perché venivano cantate sotto la finestra della donna amata, eccetera. Sentite la delicatezza di Camillo Gatti cantando questa serenata. Avventure amorose andate male, separazioni, oppure era morto il figlio di qualche persona importante, eccetera, ed è diventata veramente una disperazione. Però l'origine è una serenata. Poi chiaramente il canto popolare è sempre in piena evoluzione ed è chiaro che si trasforma. Allora, stavo dicendo prima, nei primi anni 20 chi andava per la maggiore erano 3 cantatori di Lurvi, Candida Mara, e i 2 fratelli Domenico Mele e Peppe Mele, ed erano conosciutissimi in tutta l'Androna, arrivavano anche a Sassari, ma non andavano oltre. Voi immaginate le strade di quel periodo. Gianantonio Desorbe diceva che quando andavano e venivano in questa zona facevano anche 80 km in bicicletta, chi aveva la bicicletta. Le strade erano bianche, non erano asfaltate. Desorbe diceva, per andare a Romannaro in questa zona forava anche 4-5 volte per strada, si arrangiavano, arrivavano, facevano tutta la serata, tutta la notte in giro e poi la mattina di nuovo indietro. E quando non si andava in bicicletta si andava in treno, dove si arrivava, o con la corriera, o chi era più fortunato col calesse, come faceva Candida Mara. Candida Mara andava col calesse, anche da sola si notava con i paesi, ma in tasca. Una donna, Pensate che Candida Mara è una figura leggendaria e purtroppo non abbiamo né foto né niente di questa donna. I racconti di chi l'ha conosciuta, eccetera, dice che si è sposata contro il volere dei genitori, non volevano il marito dopo qualche mese parte per fare il militare, muore, sì, lei giovanissima, non è rimasta sola, girava, continuava a cantare, girava, un giorno viene a Bari a una festa, si innamora di un presidente di patria, si sa anche nome e cognome, eccetera, sposato, un figlio, immaginate in Toscana, in quei tempi, no? Fuggono, vanno a Sassari, e dove vanno a finire? A Rizzillo. Chi conosce Rizzillo un tempo era Paolino, era malfamata la zona di Rizzillo, però loro avevano la casa e hanno comprato il terreno e allevavano cavalli. Allevavano cavalli e li vendevano per le corse, per i calesi, allora il mercato c'era per queste attività. E lei si dice che
che avesse un grande nero in faccia, un naso aquilino, non era di grande bell'aspetto, ma un carattere molto forte. Immaginatevi un aneddoto: a Berchida, una gara insieme a Peppe Mele, no? Con paesani, Peppe Mele in un'ottava, allora si cantavano i Mutos al disprezzo, no? È chiaro che si offendevano, ma lo accettavano, è solo che lui lì ha toccato il lato debole della donna e l'ha trattata di ragazza e burda, in mutetto. Lei non è che ha risposto con i versi, gli ha dato un cazzotto. Cioè, questi sono aneddoti che mettono in evidenza anche il carattere della donna, no? Una donna risoluta, una donna forte, eccetera. C'è questa figura leggendaria, però viene ricordata per la sua grande bravura espressiva, specialmente nel canto in re. Canto in re, che è il canto basse del giocante da Bove d'Inghilterra, che non era uguale dappertutto. Ogni paese aveva le sue variazioni. Nel mio paese si cantava in una certa maniera, a Pietro si diceva saper fobesa, a Ploari a Sapiaghesa, a Ozieri a Sottiaresa, cioè ogni paese aveva il suo modo di cantare. Non esiste un canto in re, ecco è questo, no, ci sono varie modulazioni di canto in re, che sono le espressioni più belle, più naturali e più varie della storia del canto alla chitarra. Quando è che le prime gare, vi ho detto prima, Tempio nel 1912, a Padre nel 1913, ci sono anche altre date. A Tiesi si faceva lo stesso, gare, ma non erano molto pubblicizzate ancora. Quando è che si inizia a fare veramente la gara? Durante la festa patronale dei paesi. Il merito se lo prende Bonanno. Nel 1915, il 20 gennaio, San Sebastiano, si fa la prima gara ufficiale. Sì, danno questa ufficialità. Io non ne sono molto convinto, devo dire la verità. Le gare si facevano anche prima. Certo, non c'era la pubblicità del giornale, della televisione, della radio, però il nonno mi diceva: no, noi la siamo sempre fatta, capito? Le gare tra paesi vicini, anche tra cantatori dei paesi vicini, eccetera. Però Bonanno ce la targa proprio nella piazza. Qui, in piazza San Giorgio, si è svolta in tale data, tale anno, la prima gara ufficiale e ci cantava Candida Mara, non mancava mai, perché era famosissima in quel periodo. Paolo Rio, un cantatore di Ozieri, che poi si è sposato a Chiaramonti, faceva il fabbro, e altri due locali, facevano sempre cantare anche due del posto, quasi sempre. E sono state accompagnate alla chitarra da Carrasciani, un certo Carrasciani di Sassari, già il soprannome dice tutto, no? Festaiolo, tipo che gli piaceva cantare e suonare nelle gare, eccetera. E allora suonavano tutti a pontighe, si diceva, all'arpeggio. Ma guardate bene, chi suonava sino all'avvento di Marella, di Adolfo Marella, suonavano sia l'arpeggio, ma facevano accordi arpeggiati. Raramente seguivano nota per nota il canto, come ha fatto invece Marella quando è venuto fuori lui. E lo stile proprio di accompagnamento di nota per nota l'ha creato Adolfo Marella. Prima basta seguire le prime incisioni del 1927-28 fino al 32-33, sono tutti accompagnati all'arpeggio, tutte le incisioni, ma non ci sono nota per nota, sono tutti abbellimenti di accordi. I veri chitarristi, quelli veramente bravi, sono venuti dopo. In questa prima parte, quindi dal 1900 al 1930, il canto si faceva in questa maniera, molto semplice, spesso senza chitarra, come faremo adesso. Vi faccio un esempio, potete avvicinarvi, frate, vieni Giacomo e Leonardo. Marco, vieni. No, sono esempi, sono improvvisazioni. Allora adesso vi faccio sentire. No, allora adesso ci faranno sentire due versi a testa e basta, di come si cantava prima dell'avvento vero della chitarra nelle gare, perché si faceva una voce nuda e la gara era voce contro voce. Due versi qualsiasi, vai. Amor
esempio, i cori si mettevano a cantare nelle maggior parte delle serate in quel periodo, perché i chitarristi a Sassari si trovavano, i non ce n'erano, e se c'era qualcuno, mi diceva zio Francesco Cuvenda, qualche volta ha accompagnato anche uno del Corso Ciabattino che c'era, neanche si sentiva sul palco, diceva, ci dava la nota e basta, e poi cantavamo, per dire. Allora, quando è che si inizia a parlare veramente di Garza e Umbria? Quando hanno iniziato anche a circolare un pochettino di premi un po' sostanziosi, non erano paragonabili alle quote degli anni 50, 60, 70 chiaramente, però quando si facevano le gare diventavano degli impegni, anche perché quasi tutti i cantadores o erano artigiani o erano chiaramente dei liberi professionisti, fabbri la maggior parte, chi lavorava nei caseifici oppure chi era contadino, e quindi non è che poteva lasciare sempre il lavoro, perché andare, non è che andavano e tornavano, quando andavano lontano stavano fuori anche 2, 3, 4 giorni. C'è un aneddoto di Paolo Elio, Fabro, che c'era lui ogni tanto, lo bastonava perché quando partiva per andare a fare una gara tornavano 4-5 giorni con lavoro fermo, quindi lui costruiva zappe, piscini, tutte le cose per la campagna eccetera. Quando tornava era anche lui, perché tornavano senza un lusso, si può dire, perché quello di là poi si scendevano in giro per strada, in bevute e cose del genere. Quindi i cantatori non è che potessero di grande fama in quel periodo. Durante il canto, durante la serata si erano campioni, ma quando scendevano a terra sapete come li consideravano? Maigone, se come dite voi? Poltroni, Andrones, non aiuti, ne dicevano di tutti i colori, però quando salivano sul palco erano campioni, venerati, osannati, da tutti. Le donne che si innamoravano non della figura del cantatore ma della voce. Infatti la moglie di Antonio Tesoro a Sedi l'ha detto sempre nelle interviste: io mi sono innamorato di come cantare, non per la canzone, eccetera. Così a quei tempi si era ancora molto romantici, no? E così via. Allora, dopo il 1915 iniziano le gare nei vari paesi, iniziano a Milano, subito dopo Amores, piano piano Macchiaduglio, no? La moda diventa, si andava in tutto il Logudoro, nel Melò, nella Planancia, anche più giù, e in allora si facevano sempre, in Gallura. Zio Francesco Comedio mi diceva, andavamo in Gallura, trovavamo i palchi con un bando roccoso, 2 cose così, loro andavano in alto con cravatta e poi dovevano stare sull'imbarcatura, ballerina, e si arrangiavano senza civitazione, senza microfoni, senza luci spesso, infatti le gare si facevano di pomeriggio, sino al tramonto. Se avevano qualche lampada a petrolio, allora potevano cantare anche durante la notte. E gli alberghi c'erano, io vi ho detto. Le case dei due del comitato, in genere il presidente del comitato, Giancarlo De Zona, mi ha raccontato in un'intervista un aneddoto, dice, in questa zona, non dico il paese, ma era in questa zona, sì, una notte stava qualche piovendo, non potevamo rientrare, io sono andato a dormire a casa del signore, il presidente, no, Maggiore, e dice, le famiglie erano tutte numerose, erano 2 stanze, la casa, un letto, per dire una spugna grande, no? Dice, non turbare, marito, moglie, figli, e voi invece il maiale, un angolo, e là si vuole dall'altra parte. E gli ambienti erano quelli, ambienti semplici, popolari, li hanno conosciuti i nostri nonni, li hanno conosciuti. Anch'io da piccolino nel mio paese ho visto qualcuno passare ancora l'asino dentro casa. Quello era proprio la fine, diciamo, no? Eccetera. Quindi immaginatevi voi come poteva essere l'attività di questi cantatori. Vi stavo dicendo prima, quelli che andavano per la maggiore erano 3 cantatori di Nurbi, ma uno dei più grandi, considerato davvero Sumastro, Antonio De Zori, altri dicevano, no, Sumastro è De Cortes di Laeno, faceva il contadino, non ho mai inciso nulla, perché quando andavano loro lo invitavano, perché a Roma, a Milano, per decidere, lui, Pizzapelli, poi Messegno, che non poteva lasciare, e quindi purtroppo non abbiamo modulazioni, però non avevano una voce potente, perché a quei tempi non interessava il volume della voce, ma la bella modulazione, armoniosa, melodiosa,
E come le volte dice non ce n'era, infatti i concorsi li diceva quasi tutti lui. Quando i primi uno solo li diceva quasi sempre lui. E purtroppo non abbiamo niente, abbiamo solo dei ricordi. E poi inizia il periodo fascista. Cosa succede durante il periodo fascista? Che inizialmente era tutto tranquillo, le gare si facevano, poi piano piano dal 33 al 35 era stato fatto un decreto che vietava gli assembramenti, le feste, eccetera. Quindi anche il Camposanto si è bloccato, si è fermato. Però il nonno mi diceva, che cantiamo su Matessi, si riunivano lo stesso, avevano sempre fatto lo stesso. Però le gare pubbliche erano vietate. Qualche volta si chiedeva il permesso al podestà e si riusciva a organizzare lo stesso, ma era raro, raro. Per tutti gli anni 30, sino alla seconda guerra mondiale, si è fermato tutto. Nel 1919 doveva cantare a Monti anche Nicolino Cavizza, che voi conoscete come chitarrista, ma lui nasce come cantautore, chi lo conosce? Chi lo conosce? Nasce come cantautore, ha bevuto perché mentre si spostava da un paese all'altro in una fontana, l'acqua gelata, eccetera, perde la voce, e ha chiamato allora Antonio Desole per sostituirlo, erano di provare tutti e due, dice sostituiscimi tu, inizia la carriera di Antonio Desole e finisce la carriera di Nicolino Cavizza come cantautore. È lì che si dedica alla chitarra, lui piaceva molto la chitarra, a Poaghe poi loro avevano in famiglia una rivendita di vino, no? Uno zillete, diciamo così, e si cantava, dopo qualche bicchierino cantava. Lui piccolino ha imparato a suonare la chitarra dal quarto anno che lo suonava a Poaghe e inizia la sua carriera ad arpeggio. Adesso vi faccio sentire come suonava Nicolino Cavizza nelle prime incisioni. Suonava ad arpeggio come suonavano tutti prima. Poi ha cambiato lo stile di spiego anche l'ultimo. Allora, mi sto stancando? No. Ditemelo, se state annoiando, acceleriamo. Allora, 1932. Questo è Nicolino Cavizza, Gabino de Lucas di Patria. Sentite? Un sopranino. La chitarra non è di una sabbia, è una terzina, allora cantava con la chitarra normale. Sentite gli abbellimenti che faceva. Maria Rosa Puzzolù, sentite la bellezza del canto. Sempre Gabino de Lucas. Sentite com'era il canto di una volta, calmo, semplice, espressivo. E la donna poteva cantare con l'uomo, perché? Perché usavano la terzina, però bisognava avere la voce quasi sopranina di Luna, di Giovanni Buccolo, di Usini, che si trovavano male quando cantavano con i tenori, perché dovevano abbassare la tonalità e loro soffrivano un po', perché loro tendevano verso l'alto, capito? Un aneddoto di De Lucas. Io ho varie incisioni, le ho tutte le incisioni di De Lucas. Purtroppo è stato sfortunato, lo sapete, no? Ha cantato una prima parte
lavorava qui a Pacca, poi si è trasferito a Cagliari, a Roma, e a Roma alle Fosse Ardeatine, anche qui l'ho dovuto lì. Però ci ha lasciato tantissime incisioni. E un aneddoto, durante una gara c'era una mamma, perché allora andavano tutti in piazza ad ascoltare la gara, c'era un bambino che piangeva continuamente, ma di continuo è stato un po' distruggendo l'esecuzione. A un certo punto si fa dare il bambino in braccio Gavino De Lunas, gli canta questa alla maniera sua, gli hanno inventato il bambino, era una cosa che alla mamma, nel giro di neanche 2 minuti. E questo è un aneddoto che si ricorda per valorizzare anche la figura di quei cantadores. E allora non c'erano pubblicazioni, ti ripeto, non c'era nulla di ciò che abbiamo e che abbiamo oggi. Allora, stavo dicendo, negli anni 30 si ferma un po' tutto. Si facevano sì delle gare, ma non in maniera comune come possiamo pensare. Il periodo più grande della storia del campo chitarra è stato il dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quando arriva piano piano, dopo qualche anno, no? All'inizio degli anni 50, un po' di Banesse, un po' di lavoro, delle ricostruzioni varie, eccetera, e lì inizia il grande periodo della storia esulantu a chitarra, veramente. Non sto parlando ancora di fisarmonica, infatti io mi fermerò agli anni 70 facendo questa analisi, perché poi cambia tutto. Allora, il periodo più ricco di cantadores, di voci, di chitarristi, eccetera, è dagli anni 50 a quasi tutti gli anni 60, un ventennio, diciamo. Poi è arrivata la televisione, arriva la radio in stampa, inizia a cambiare un po' tutte le cose. E adesso vediamo con l'ascolto come cambia il canto. Adesso vi faccio ascoltare Antonio Resole, Pedro Boccheggio, un'incisione, loro, e Luigino Cossu, uno diverso dall'altro, 3 caratteristiche diverse. Grandi amici, tutta la vita, compari, hanno trascorso tutta la vita insieme, si può dire. Questa foto sono tutti sono accompagnati da Ignazio Secchi e Sorso. Questi 3, una volta che hanno messo in commercio, diciamo, le incisioni fatte a Milano e a Roma, e chi li ha spinti a registrare è stato Gavino De Lunas, ma venivano guidati, sapete da chi? Vi ricordate quel negozio al corso a Sassari di strumenti musicali? Ferraris. Un tempo c'era, no? Scenderlo nel corso sulla destra. Signor Ferraris era quello che li indirizzava a Milano per l'incisione, per le case discografiche, il grande, diciamo. Capito? Ed è grazie anche a quel negozio lì se sono arrivate le chitarre sarde, i chitarroni, diciamo, in Sardegna, perché sino a quel periodo suonavano con la chitarra terzina, tutti. Certo, infatti le chitarre sono semiscordate, si sente, chi ha un orecchio musicale se ne accorge subito, perché le abbassavano, però la terzina con le corde troppo lente è difficilmente accordabile. Infatti si sentono le stonature, proprio le corde lente si sentono. I chitarroni arrivano dalla Sicilia, da Milano, io stesso ho una siciliana, poi le hanno personalizzate con le sante, con le madreperla, con i disegni delle chitarre, eccetera. Però quelle sono venute e sono baritone quelle chitarre, cioè rispetto alla chitarra normale sono accordate 4 toni più sotto.
che è la tonalità dei tenori. Qui apro un discorso leggero, tecnico però, spero di non annoiarmi, lo riassumo perché io sono contrario a far cantare le donne con gli uomini in gara, per una questione tecnica. Allora, la chitarra è accordata per tenori, in chiave di tenore. Le donne sono penalizzate al massimo, perché per poter cantare in quella tonalità devono cantare all'ottava bassa loro. Infatti non mi piacciono quando cantano insieme agli uomini. Le donne dovrebbero cantare tra di loro con la terzina, perché canterebbero 4 toni più su, quindi con la voce naturale femminile. Io nella gara sarda farei cantare i soprani per le voci femminili, perché hanno un'estensione verso l'acuto incredibile. E gli uomini tra di loro tenori. Perché non possono cantare anche i baritoni? Perché la chitarra viene accordata a quel livello, a quell'estensione. I tenori non sono tutti uguali, c'è il tenore leggero, il tenore più drammatico, c'è un tenore naturale, diciamo, però la chitarra si accorda o in la bemolle se si preferisce cantare qualche ora in più, perché è più bassa la tonalità. La normale, chi tiene veramente. La diesis è veramente chi ha voce, ma raramente si canta la diesis, capito? La mia chitarra oggi è il La. Naturale, diciamo, che è abbastanza impegnativa. Possono cantare solo i tenori, io che sono baritono non riuscirei mai a cantare con quella accordatura e così via. Quindi il discorso tecnico sul tipo di accompagnamento. Quando è che nasce l'accompagnamento a plettro, a pinna, come si suona oggi? Perché a plettro, ad arpeggio oggi siamo rimasti 6 o 7, non di più. Diciamo che ci conosciamo, magari c'è anche qualcun altro che in privato suona, però che ci conosciamo siamo 6 o 7. Ma le gare, Pietro Nieto, Giannicola Piosa, se fanno 4 gare all'anno, troppo. Perché capito? Ormai il canto è quello moderno, con la fisarmonica e l'accompagnamento della chitarra a plettro, perché si intonano più facilmente il plettro con fisarmonica. Per me è incompatibile l'accompagnamento dell'arpeggio con la fisarmonica. Per me è incompatibile. Certo che qualche gara da fare lo stesso, però non va bene. Non va bene. Chi suona l'arpeggio deve seguire chi canta e deve aspettare la modulazione di chi sta cantando e deve rispettarla. Non è facile. Quindi chi suona l'arpeggio deve avere un orecchio molto sviluppato, perché deve intuire dove va a parare chi sta cantando. Perché se uno è abituato a cantare sempre le stesse canzoni, non c'è problema. Ma ci sono stati periodi negli anni 30, anni 40, anni 50, anni 60 che i cantatori inventavano le voci sul palco. San Francesco Bello me l'ha detto. Ha creato delle modulazioni di si bemolle, di mi e la, sul palco, sul momento, perché gli è venuta l'ispirazione. E poi la continuavano e così via. E lì ci sta l'abilità del chitarrista, nel sapere assecondare chi canta, e non è facile. Invece con la chitarra e plettro e cantadores, il canto diventa più ritmico, leggermente più ritmico, più veloce, quello attuale, senz'altro rispetto alla suonata antica, e il suo cantatore spesso deve seguire il ritmo degli strumenti, cioè si è ribaltato tutto. Molti dicono no, è più bello, sì, è più spettacolare, più allegro, no? Io dico più spettacolare. Però il suo canto antica era molto più espressivo perché permetteva al suo cantatore, se era bravo, di mettere in evidenza tutta la sua bravura canora, e il chitarrista veniva in un secondo tempo. Guardate che non era obbligatorio che ci fosse il chitarrista inizialmente. Quando c'era il chitarrista si sedeva dietro, seduto prima. Chi è che ha portato il chitarrista a fianco al suo cantatore? Sta qui Torino Cavizza, che ha rivalutato la figura del chitarrista. Gli ha dato importanza, anzi lui ha dominato, piano piano ha portato il chitarrista a dominare sul cantante, perché sì, quando Nicolino accompagnato dall'arpeggio seguiva i canoni tradizionali, quando ha iniziato a fare le gare gli ha capito che si guadagnava tanto e Nicolino faceva sovrailanza, non era a farlo anche lui, le unghie se le rompeva lavorando, no? Le martelli eccetera. E in un'intervista a Radio Cagliari negli anni 50 ha detto
lo speaker gli dice: ma come mai lei le prime incisioni le ha fatte tutte all'arpeggio, come mai adesso suona a plettro? Ha detto: non sa cosa faccio io, le fai là suonato. Ha detto: e questo le dita, si tagliano le unghie, e prima che crescano ci vuole un mese, un mese e mezzo. Dice: all'arpeggio riesco a fare 3-4 gare al mese, a pinna ne vado finti. Quindi ha cambiato subito, perché dagli anni 50 e agli anni 60 ha iniziato a riconoscere veramente le gare anche a livello economico, e infatti i cantadores diventano, molti lasciano il lavoro che avevano in precedenza e fanno i professionisti perché ci sono cantadores che facevano 100 gare all'anno, da 70 a 100. Io quando suonavo io dal 78 all'85 io lo facevo per piacere, mi hanno spinto, non mi piaceva all'inizio come tutti i giovani. Alla fine ho imparato e se Francesco Belli mi portava con lui alle serate e mi davano quando davano loro particolari, no? 350.000 lire, mi ricordo. Io ho detto: ma ti Francesco, ma io non le stesso trovare, mi diceva, io facevo anche le supplenze, no? Ma sempre così mi danno, anche di più. Lui diceva, dice: non adesso questo c'è e non c'è, dice, però molti hanno Cavizza, i grandi proprio, hanno lasciato i loro lavori, hanno trovato qualche scusa e si sono dedicati esclusivamente a fare gli strumentisti. Perché fare 100 gare all'anno era parecchi milioni, era tanto. Dagli anni 50 inizia a fare la gara viene ristrutturata. Non vi ho detto inizialmente che sino agli anni 40 la gara era fatta da Canto in Re, Canto Sanrorese, Muttos, più canti in re si facevano, classici, Miellana, Si bemolle, l'ha introdotto Antonio Vesole, la disparata di 6 versi facevano inizialmente, poi Francesco Cuvedu e Ciccherio Mannone l'hanno portata all'ottava, hanno aggiunto 2 versi e l'hanno chiusa, diciamo. Ciccherio Mannone, importantissimo, introduce negli anni 50 la Filognana. La Filognana era un canto femminile, che cantavano le donne di Tempio filando la lana, capito? Lui l'ha recuperato e l'ha inserito nella gara per allargare i canti della gara, la gramina Toggia, che non fanno più, no? Eccetera, la Tempiesina, e all'inizio degli anni 50 inserisce la Corsicana. La Corsicana sapete come nasce? Nasce alla Maddalena, questo me l'ha raccontato già Francesco Covedu, erano in attesa di imbarcarsi e hanno ascoltato il disco di un certo Tittino Rossi, un tenore famoso di quell'epoca. Ciccherio Mannone aveva un bel po' di fantasia, ne ha preso un pochettino lo spunto, hanno creato la prima Corsicana, Antonello, no? la prima versione, e Gio Francesco l'ha incisa poi e l'ha pubblicata. La chiamano Corsicana, ma non è che abbia molto di Corsicana, diciamo la verità, lo dicevano anche loro. Aveva qualche inflessione del canto popolare corsicano, però hanno fatto tanto nuovo. E fece scandalo all'inizio. Gio Francesco mi ha detto: c'erano detto di tutti i colori quando è uscito, e te un cantore, completamente diversa dagli altri cantanti, invece poi l'hanno fatta tutto. Poi piano piano invece è piaciuto alla gente e l'hanno fatta tutto. Negli anni 50 la vuoi accennare? Una corsicana? Già. Ah, con la chitarra? Sì, con la chitarra. Un esempio, semplice esempio. Senza microfono, no? Senza... Sì, con il microfono. Senza. No
inserisce il cantastabile nella gara, vengono inseriti molto eccetera, perché diventa uno spettacolo la gara. Non è più una gara che si faceva negli anni 30 e così via. All'inizio degli anni 60 Adolfo Marella inventa, perché è stato lui, a creare il Fa diesis. Fa diesis è una modulazione del Si bemolle, un arrangiamento del tipo di canto sacro del Si bemolle, fatto in un'altra tonalità con alcune varianti. E inizialmente Adolfo Marella l'ha fatto cantare a Valentino Usai, un cantatore sassarese, ma naturalmente non gli piaceva come la cantava. Allora l'ha fatta cantare a Gianfrancesco Covetu, andava a Buzzi infatti per fare le prove, sin quando non l'ha incisa poi Gianfrancesco Covetu. E il Fa diesis ha avuto un grande successo. Pensate che è negativo dal punto di vista vocale il Fa diesis, eppure la facevano a fine gara, quando magari la voce stava iniziando a calare. Quando erano stanchi i cantatori, quindi non la facevano tutti, la faceva chi era in grado di farla. Vuoi provare le Fa diesis, Franco? Insomma, li conoscete, altrimenti dovrei fare l'elenco di tutti i cantatori di quell'epoca. Sono tantissimi. Nascono purtroppo le cooperative. Nascono le cooperative dal punto di vista economico, che è stato un danno, come lo è ancora tuttora, esiste ancora oggi. Nascono le fazioni, no? E quindi chi era bravo veramente andava avanti, era richiesto, perché la gente seguiva in quel periodo il canto sacro. Almeno la massa sì, i giovani hanno iniziato dagli anni 60 in poi a mollare un pochettino, però la massa c'era ancora che seguiva il canto a chitarra. Però iniziano i primi screzi, no? Per accaparrarsi la maggior parte delle serate, perché i cantatori, come ho detto prima, diventano professionisti, vivevano dal canto.
arriva da noi la televisione negli anni 60 ed è stata una mazzata tra le cose popolari incredibile, perché i giovani iniziano a sentire i Beatles, i Rolling Stones, le canzoni moderne, eccetera. Io stesso me lo ricordo, io odiavo il canto sardo, odiavo quasi obbligato a imparare, mi hanno regalato la chitarra per imparare e sono stato costretto per rispetto, però una volta che l'ho preso non ci sono più, non l'ho più abbandonato, perché veramente ha le nostre radici dei nostri canti ed è importante per quello. Certo, molti cantadores in quel periodo, non avendo una grande valenza culturale, perché la maggior parte erano analfabeti anche allora, oppure chi sapeva leggere e scrivere aveva la prima elementare, la seconda, massimo la terza, e per quanto riguarda la cultura mentale non era tanta, diciamo, erano abituati alle cose spicciole e basta, e quindi bastava che girasse una voce, il tale mi ha detto che se la legavano al dito e non si parlavano più, come è successo ai miei compaesani che per decenni non si sono parlati, eppure hanno fatto una carriera, tutta la prima parte tutta insieme, Cavizza, Coverio, eccetera. Secondo me per colpa dei tifosi sono nate delle cose che hanno rovinato l'ambiente, però l'ambiente secondo me è stato rovinato dalle cooperative. Intanto io adesso è arrivato il momento di presentarvi i nostri cantadores. Franco De Muro, e vi ringrazio che siete stati disponibili gratuitamente come tutti, come facciamo sempre queste cose, per questa occasione. Adesso accomodatevi pure, vi faccio ascoltare come cambia il canto, velocemente, perché poi passeremo a cantare noi. Guardate un po', iniziamo. Questo è un documento, ce lo sono io, lo pubblicherò adesso perché mi era consegnato uno di Pozzomaggiore che aveva una raccolta in pelle di 78 giri del 1930. Giuseppe Lanci, Ozieri, un'unica incisione ha fatto insieme a De Luca Sescente in quel periodo. Questo si bemolle, sentite. Anni 60, signor Leonardo Cavizza, qui accompagnato da Aldo Cavizza, all'estero, però Aldo quando suonava da Sciano, accompagnava nota per nota, come bella, capo calmo. Oh
paesano. Adolfo Marenna, l'arpeggio. Francesco Guido. Allora, stiamo terminando l'analisi sugli ascolti. Per me, che mi sto dedicando allo studio del canto a chitarra da parecchi anni, da 40 anni ormai, devo dire la verità, ho fatto un pochettino, giustamente ognuno di noi ha soggettivamente dei piaceri personali, sono un cantautore, c'è chi piace più Chelo, chi piace più Carlo, chi piace più Cavizza, eccetera. Per me non esiste uno più bravo dell'altro, anche se ci sono stati. Però per me le 4 colonne, io ne scelgo 4 colonne in generale del canto a chitarra sono stati i miei 2 compaesani, Cavizza, Covedu, io ci metto Cicchetto Mannoni, e poi ti spiego perché, e Mario Scani. Questi per me sono i più grandi, primo perché hanno tenuto una carriera quasi sempre continua, per oltre 30-40 anni, a livelli altissimi, non solo in Sardegna, anche fuori, dappertutto, per il numero di incisioni fatte. Leonardo Cavizza ne ha fatto 100 incisioni, quindi c'è un'enciclopedia enorme, Covedo di meno, perché non gli piaceva molto andare in giro, eccetera, però ne abbiamo tantissime anche di quelli. Perché ho messo Cicchetto Mannoni, anche se a molti non piacciono, non suda, dicono molti così, no, invece a me piace molto perché è caratteristico, ma anche perché lui ha inserito delle novità nel canto a chitarra, ha inserito la filognana, ha inserito la corsicana, ed è stato sempre in mezzo alle novità. Poi era un animale a parte, anche lui, come Nicolino Cavizza, raccontavano barzellette, tenevano la serata, diciamo, no? E poi Mario Scani, perché il fatto di melodia non ce n'era, e adesso l'ascolteremo. Mario Scano è vero che non aveva la cultura scolastica, no? Però quando apriva la bocca e che era in serata non ce n'era quasi per nessuno, Questo lo diceva anche Gianfrancesco Covedo, che tra grandi molte volte invece diceva dice Mario Scano e Luigino Busso hanno qualcosa nella gola che noi non abbiamo. Sentite un po'. E qui viene accompagnato dal fratello Giovanni Scano, che suonava più dell'arpeggio in maniera semplice ma molto precisa. Dei 4 sentite solo un pezzo di Cicchetto Mannoni in una disisperata, famosissima per lui, La compagna Marella, dopo Marella. La noia de
io la maggior parte delle notizie sulla storia del canto a chitarra l'ho presa da mio nonno, perché cantava a suo tempo. Mio nonno è del 1908, ha esordito a 14 anni insieme a Luigi Lucussu, a De Borges, cantato, poi il padre della cantata, perché come vi ho detto prima la nomea del cantatore era una Iuri, eccetera, quindi gli ha detto no, non vale più, perché ti insegnano a fare altre cose, quindi dice no, a cantare. Invece no, c'è stato così tutta la vita, dice ma ha truccato la carriera, e va bene. Però ha cantato tutta la vita, adesso ve lo faccio ascoltare in una sua nuoresa. Mi ha messo in difficoltà mille volte quando stavo imparando a suonare la chitarra, perché lui cantava, io facevo esercizio con lui, e ha fatto questa nuoresa che è molto in si bemolle. Dice, solleva fatto molta, lui si contava poi, non della sua voce. E poi concludiamo col canto tradizionale fatto dagli amatori, e vedrete che cos'è. Questo è gli anni 80. Perché si è accorto che nelle piazze i giovani stanno iniziando a fuggire, a non seguire più il cantosaldo. Lui ha tentato positivamente il recupero, no? Dice dobbiamo rimodellare questo canto perché i giovani non lo stanno seguendo, e quindi inserisce la fisarmonica. E inizialmente insomma ha tirato un pochettino, poi uno dei primi fisarmonicisti di Pia eccetera ha iniziato a portarselo dappertutto, però ha contribuito a cambiare il canto di una volta. Ecco perché mi fermo agli anni 70. Poi con gli anni 70 in pianta stabile entra la fisarmonica e quasi tutte le gare ormai la gente si abitua a sentire la fisarmonica sul palco, non volevano più sentire la gara tradizionale a chitarra. Io stesso ho smesso nell'85 perché mi avevano invitato a Sedini alla festa del Rosario vicino al mio paese, ma non mi avevano detto che c'era anche il fisarmonicista, ormai lo davano per scontato. Io ho detto no, quando io ho saputo che io mi sentivo già, ho detto no, dice il fisarmonicista no, ho detto scusate io non posso suonare, non è che non ho niente contro la fisarmonica, io faccio un altro tipo di canto, ho detto ma la gente adesso vuole, dice di moda la fisarmonica, sì però io renuncio, state tranquilli, non chiamate un altro, ma io per come sono io non posso seguire il fisarmonicista, io lo rispetto, ma io ho detto allora la fisarmonica io non vedo i palissati, queste cose, ma nel canto io ho un altro tipo di mentalità per il canto a chitarra e ho smesso di suonare in palco, diciamo, ho continuato per conto mio, così però l'ho abbandonato. Perché? Perché ormai lo stesso Marella, lo stesso il figlio di Marella, Michele Senese, raramente, Michele Senese è stato più intelligente, perché Marella suonava solo l'arpeggio, no? E quindi piano piano lo fanno fuori, c'è lui, che zio Francesco Del Vento, i grandi, diciamo. Michele Senese non è stato più furbo, che pur essendo coperto dalla grandezza di Marella, cosa faceva Michele Senese con Nova, grande chitarrista, E quando era solo suonava l'arpeggio, la gara. Quando c'era la fisarmonicista suonava plettro, perché sapeva suonare tutti e due i modi. E quindi lui suonava, era sempre pronto per fare le gare, capito? Marella no, Marella arpeggiava e basta, capito? Allora, chiudo qua per non annoiarvi ancora di più, perché avrei tante altre cose da dire, ma anche perché passiamo a cantare un pochettino. Vi faccio sentire su canto bello a chitarra fatto da persone semplici, normali, di Luras. Sentite la bellezza di
queste modulazioni. Chiudiamo con questo e mi fermo proprio agli anni 70 per il motivo che vi ho detto. Dagli anni 70 in poi si fa la gara che fanno oggi, no? Diventa più veloce piano piano la gara perché chitarra e fisarmonica sembra quasi che seguono uno spartito, devono andare di pari passo. Allo stesso tempo il cantautore, a differenza del passato, si adegua a chi suona e a chi canta, quindi cambia il genere. Io lo chiamo canto moderno, infatti. Su Canta Santiga è un'altra cosa. Canta Santiga è il chitarrista deve seguire chi canta. Oggi è molto più libero il canto, molto più veloce, più spettacolare senz'altro, però ha perso quella caratteristica che aveva un tempo. Un tempo che cantava, pensava anche ai versi che cantava e interpretava. Infatti Giovanni Tuvelli diceva non basta mi aprire la bocca, devi pensare anche a quello che stai cantando. Oggi non lo so se tutti i cantadores sentono veramente i versi che stanno cantando o se pensano solo all'esecuzione vera e propria, alla bella voce che hanno, eccetera, capito? Perché il canto sacro a chitarra è interpretazione della poesia. Quindi la poesia è importantissima. Oggi poesie nuove raramente le sento, no? Poesie nuove. A me mi è successo a Genova facendo una conferenza come questa di aver fatto una gara con Emanuele Mazzoni, con Marco Manca e con Massaglio Graziano, però li hanno obbligati a cantare versi dei poeti villanovesi, difficili quindi da interpretare, chiaramente se li leggevano perché non potevano imparare tutti a memoria, però hanno interpretato i versi ed è stata una gara quasi a Santiga accompagnati da Pietro Nizzi. Vi ringrazio per adesso per avermi seguito in questa evoluzione e adesso abbiamo tanti io ho chiamato loro però sapevo che veniva Marco, che veniva Alberto, eccetera. Facciamo cantare un canto di re, poi ognuno può dare la voce che vuole, d'accordo? Libero, io
per esempio libero, no? Di canto libero nella romanza Sabbia, della strada della romanza Sabbia. Lui ha avuto la massima libertà di espressione. Io solamente seguivo una cosa che bisogna essere bravi per mantenere quel canto lì. Marco, ma io vedi? Allora adesso, visto che non si avvicina nessuno, non può libere, ma siamo tra di noi, siamo. Allora, vedi, Franco ci presenta un canto antico del 1800 di un suo parente, vero? Sì. Piano e apparo con dolore amorosa in cena derivavo in cena dolorosa
Io